Armando il parte da casa, con sto can da caccia, e arriva in mezzo ai campi, in mezzo a un vigneto con sto can. A un certo punto decide il can che comincia a baiare su un spanier in fianco del vigneto, attacca a baiare. E va a trovare il faian, il cuore. Non vede un tipo col cappello e paia, stivai che arriva fin qua de goma, con una canna da pesca, no? Che la butta, e la butta, la butta, tira su. Ah, signor, cosa che mi tocca vedere? Sto qua che pesca in mezzo a un spaniere. Va bene che i bisati corrono anche in mezzo all'erba, ma sto qua l'ha proprio superata di tutte, sto qua. Ma la cosa che mi tocca vedere, un che pesca in mezzo a un spaniere, ma alle fuori di testa sto qua. Oggi che vai via, per carità, non posso vedere queste robe qua, non che crede. Arriva dopo davanti a una casa, dopo 10 minuti arriva davanti a una casa vecchia, mezza abbandonata. E vede un tipo là con una tuta tutta sporca, piena di olio, che trafeghea su un carrettino là. E mi scusi, buondì, e mi scusi, sei lui il padrone qua di casa? Sì, son me qua il padrone di casa. E vuoi dire che è una roba, qua, a 700-800 metri da qua, ho trovato un tipo in mezzo a un spaniere che peschea con una canna, col muinello che tira su, che peschea alle fuori di testa, in mezzo a un spaniere che peschea. Ah, sì, dai, le mie fratelli che ho là. Suo fratello? Sì, le mie fratelli. Ma non le mie a posto? No, non è a posto, piuttosto che a casa e fa anni, meglio che sta là in mezzo al campo che si diverte là a pescare. Ma se ho capito, ma lo lascio là tutto il dì là a pescare in mezzo a un spaniere? No, quando che arriva, prima di scuro, che arriva sera, tolgo sulla barca e vado a torlo